praticamente il gruppo in qualche modo promosso dal dottor Lo Da qui Sapio. in poi solo più la salita. Da qui veramente, da qui in poi io non saprei, a questo punto quasi dovrei farmi presentare dal dottor Lo Sapio, però invece questa voglio prendere almeno io questo merito, siete venuti qua, è la prima volta che siete praticamente qui al Venuti salone. qua. Sì, io a dire la verità sono già stato, ma per caso durante il Jazz Festival sono ritornato a suonarci, guarda caso. Oh, Quindi... finalmente, vedi, hai avuto una bella impressione, poi, ecco, veramente bella poi impressione. Dico. sei tornato a suonarci con tutta la band, li possiamo presentare a questo punto in maniera ufficiale, anche se ormai se ci avete seguito sapete già di chi stiamo parlando. Qui al salotto per la prima volta abbiamo i Kuma, welcome, benvenuti, benvenuti. Oh. Grazie. Allora, stasera ci presenterete, credo, qualcosa di inedito perché sta per uscire il vostro ultimissimo lavoro, Sì, Pandora's sì, sì. Box, no? Sì, abbiamo annunciato l'uscita per il 13 febbraio e stiamo già spoilerando sui social i titoli e le tematiche delle canzoni che saranno contenute nell'album, quindi poi il 13 su Spotify, tutte le varie store digitali si potrà esperire concretamente il prodotto finale. Ascolta, però c'è già un singolo che è anche, Sì, diciamo, sì, sì, sì. la, come si dice, title track, quella che Sì, dà il titolo. ebbene sì, è uscito il video di Pandora's Box qualche mese fa e è stata una gran bella soddisfazione perché abbiamo girato con un amico di fiducia, Simone Visconti, che ha girato il video, ci permette di tirare fuori ogni volta la nostra creatività. Avevamo già fatto il primo videoclip, il nostro primissimo videoclip insieme a lui, quindi è stata una bella emozione fare di nuovo il singolo di questo secondo disco insieme a lui. Insieme a lui. Va bene, allora con che cosa cominciate invece qui dal vivo al salotto? Qui dal vivo presenteremo per l'appunto, per cominciare, il singolo di cui abbiamo parlato adesso e quindi andiamo ad eseguire Pandora's Box. E allora entriamo in questa scatola di vaso di Pandora, come bisognerebbe dire, signore e signori, i Kuma al salotto Pandora's Box.
Grazie. Grazie mille. E questa era Pandora's Box, diciamo. Ebbene sì, ebbene sì. Quella che è già uscita, diciamo, come primo singolo, anticipava l'album, che si chiamerà nello stesso modo e uscirà invece tra qualche settimana, il 13 Sì, di il febbraio. 13. Anche voi avete aspettato Sanremo, poi uscite dopo Sanremo. Certo, ma attendiamo solo quello, no, perché vabbè, noi cantiamo in inglese, per essere ammessi a Sanremo bisogna cantare in italiano, ma anche a questo proposito in futuro ci saranno delle novità, non anticipiamo troppo. Quindi proprio verrà attaccato sto morbo, andrete veramente a Sanremo con lo Sappi. Noi partecipammo ad un'edizione di di Sanremo Rock, a dire la verità, che si svolse qui a Torino, l'eliminatore, sì, venimmo eliminati perché la nostra proposta non venne capita, però insomma. Sono cose che succedono, voi siete giovani, tanto avrete ancora molte possibilità, quindi diciamo vi state solo scaldando. Poi adesso così con un manager di questo rango Lo Sapio assumiamo volentieri, cioè lui ci ha già preso sotto la sua ala protettrice. Chiaro, andrete molto lontano, va bene. E quindi adesso che cosa ci vorrete far ascoltare? Un inedito che deve ancora uscire o qualcosa che è già uscito? No, questo deve ancora uscire, ma lo collodiamo già da un po' nei concerti. È un brano che parla del male, perché secondo la mitologia greca era un male che rimase al fondo del vaso, cioè la speranza. E per parlare della speranza abbiamo voluto trattare la storia famosa del cane Acico, che aspettò il suo padrone fino alla fine, nonostante avesse lasciato questo mondo, però lo aspettò sempre speranzoso di poterlo rivedere, quindi noi abbiamo voluto utilizzare questa storia per parlare del tema della speranza, appunto. Della speranza, che in spagnolo è uguale a dire aspetta. Esatto. No, questo pezzo appunto, parlando di Acico, si intitola Acico's Hope, la speranza di Acico. La speranza di Acico, signore e signori. Kuma, qui al salotto.
Grazie. Grazie. E questo è un pezzo che ti sfoghi quando lo canti. Ci si deve sfogare con la Certo, musica. è una roba che poi da una certa età in poi devi stare attento. Ma infatti rischia mi preoccupo di quando del insomma, passeranno 40-50 anni da questo momento, quindi bisogna fare attenzione. Vabbè, adesso però diciamo godetela perché è un pezzo liberatorio, un brano liberatorio. Allora Marco, io ti chiederei però a questo punto se hai voglia di presentare gli altri membri della band, Certo. perché siamo in streaming, andremo anche in radio su Radio Reporter 99.9 Torino, che salutiamo. Ecco, per questo onore vi presenterò alla mia destra Fabio Colomba alla batteria, detto Fa, l'uomo dei tamburi. Di solito suona anche un pad elettronico che adesso non abbiamo per questioni logistiche, però insomma è tutto fare. Abbiamo Mane al basso e alla mia sinistra il giovane Alessandro Peiretti, detto Ale, alla chitarra. Questa è diciamo la formazione completa dei Kuma, adesso poi chissà magari poi andando, se dovete andare a Sanremo magari dovete aggiungere qualcosa, Fiati, tagliarvi i capelli, chi lo sa, magari cambiare, però insomma sono poi diciamo dei sacrifici che si fanno per un bene più grande. Allora il prossimo brano mi avete detto un pezzo d'amore particolarmente sanremese, una cosa un po'... Sì, infatti tratta di un omicidio il prossimo brano. Ideale, insomma, con tutte le polemiche che ci sono state certo. ultimamente, anche noi vogliamo essere... Ma del resto ormai ci sono i rapper, quindi puoi dire quello che vuoi. I rapper sono molto avanti in questo campo. No, noi abbiamo voluto trattare stavolta il male il secondo male che è uscito, anzi il primo, perché è la seconda canzone del disco, il primo male che è uscito dal vaso, cioè l'invidia. E per trattare di questo tema abbiamo scelto di parlare di, chiamiamola così, una sorta di leggenda metropolitana del 7-800, cioè pare che nei diari intimi di Beethoven, che era stato allievo di Antonio Salieri, Beethoven racconti appunto che il suo maestro avrebbe ucciso Mozart, niente proprio di meno che Mozart, per invidia, perché era troppo bravo, cioè il dio della musica classica praticamente. E quindi, essendo l'esempio forse più famoso che riguarda l'invidia, abbiamo voluto prenderlo per trattare questo male appunto. Quindi parla di Salieri sto pezzo. Sì, parla di Salieri, sono citazioni insomma alla musica un po' di tutti quanti i personaggi di questo. No, perché probabilmente questo è il brano che ha colpito il dottor Lo Sapio, perché lo so che lui studia molto Salieri, è vero, una figura che l'ha... lo so, abbiamo visto il famoso film dell'84 Amadeus, chi non l'ha visto quel film. Infatti questo brano si chiama Salieris Envy, e Amadeus in questo caso non c'entra niente con Sanremo, anche se le somiglianze potrebbero indurre in errore qualcuno. Quindi sarebbe l'invidiosia di Salieri introdotto praticamente. Va bene.
Grazie. Penso che finisce anche così con una piccola citazione pianistica, una cosa Ludovico Van, come direbbe Alex di Arancia Meccanica. Un momento così, ci sta. Adesso stasera abbiamo così parlato anche di musica classica, di musica popolare, tutto. E stiamo parlando anche di quello che sarà il vostro prossimo lavoro imminente, sta uscendo tra qualche settimana, il 13 di febbraio. 13 febbraio. Abbiamo ascoltato intanto la title track che poi è già stata pubblicata e anche qualche brano che diciamo abbiamo, come si usa dire adesso, anticipato. Ecco. Sì, ne spoileremo ancora uno e se possibile suoneremo un pezzo del nostro primo disco uscito nel 2018 che si chiamava De Vulgari Eloquenze. Era un concept album sulla caduta e la riascesa dell'uomo secondo Dante Alighieri, e questo nuovo album vuole essere un approfondimento di queste tematiche, cioè appunto secondo questo mito greco l'uomo perse tutti i suoi status di immortalità, di semidivinità, perché Prometeo rubò il fuoco agli dei, l'umanità venne punita con Pandora che aprì il vaso, e Prometeo se la passò forse anche peggio perché venne incatenato alle rupi del Caucaso con un'aquila che gli divorava il fegato, che gli ricresceva di continuo. Quindi insomma affrontiamo un po' questi temi universali, mitologici, quindi mitologici, simboli e quant'altro. Quindi diciamo qualcuno di voi ha fatto il classico qua, cioè qualcuno tutti avete fatto il classico. Proviamo ad indovinare chi, facciamo la avete fatto tutti. Vi siete conosciuti al classico? No, in realtà ci siamo conosciuti ben dopo. No. Vabbè, adesso non vogliamo, come dire, troppo indagare, però comunque qualcosa di classico c'è, e adesso andiamo quindi a anticipare quello che è un brano contenuto nel prossimo album. Sì, facciamo un brano che tratta di un male particolarmente insomma sentito, cioè la vecchiaia, che l'uomo appunto era eternamente giovane e incominciò ad invecchiare per colpa di Pandora che aprì il vaso, e questo brano tratta di un uomo anziano di nostra fantasia che soffre della famosa sindrome di Peter Pan, cioè non vuole invecchiare, non vuole prendersi le sue responsabilità di essere ormai diventato di essere ormai arrivato ben oltre l'età adulta, e quindi questo brano si chiama Peter's Oldness, cioè la vecchiaia di Peter. La vecchiaia di Peter, signore e signori, i Kuma. Just for you, reassemble your wings as if mommy was there to protect you. We're behind those black clouds and look above. To fly, fly up there. Train your heart to learn how to fly, fly up there.
Grazie. Grazie mille. Questo è quasi un pezzo, diciamo, da chiudere i concerti, perché puoi sfasciare poi alla fine della tastiera per fare, per fare qualche Anche questo gesto è molto plateale. Però non abbiamo sentito invece quello che è un po' un vostro cavallo di battaglia, perché se non ho capito male adesso ci fate ascoltare un brano, diciamo, un po' più, cioè, Sì, che poi sì. un anno fa, però una ballata Poi, un dai. po' più tranquilla per pianoforte e flauto traverso, che è uscito fuori un attimo prima durante Acido. Vedi, ci salutate con un po' di dolcezza, quindi. Sì, questo brano è cantato dal Buonale, con l'aiuto di un piccolo personaggio che si presenta sempre ai nostri concerti, che si chiama Olaf Occhio Solo, e che durante il ritornello vi andrò a presentare così. Pure, benissimo. Quindi ci sarà anche il colpo di scena durante questo brano. Solo sorprese. E com'è che si intitola? Scusami, dice? Questo brano si chiama Oblivion. Oblivion, signori e signori, di Kuma.
Grazie mille. Grazie ai Kuma, thank you very much, vi diamo un arrivederci, a prestissimo, in bocca al lupo per questo vostro nuovo lavoro, speriamo di rivervi presto, insomma dopo un po' di date che farete in giro, speriamo. E ringraziamo tanto anche il dottor Lo Sapio che ci è venuto a trovare questa sera. Alla parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samà da Bruxelles, vi diamo appuntamento sempre qui al Lab la prossima settimana di nuovo da lunedì, e per questa sera è tutto, non ci resta che mandare la sigla. Grazie a tutti. Thank you. Corto corto. Corto corto.